Siamo alla seconda edizione di questa rassegna enogastronomica che ci serve per valorizzare questi due prodotti tipici dell'Asolo e del Montello, che sono la recantina, che fa parte della DOC Asolo Montello, e il tartufo dei grappa. Prodotti conosciuti fin dall'epoca moderna, quindi del Settecento, che erano stati quasi persi sull'inizio del secolo scorso, nel 1900, ma sono stati riscoperti negli ultimi anni. Questa rassegna prevede 7 serate, 7 cene. Cominciamo il 30 di ottobre, finiamo l'11 dicembre, in cui porteremo in tavola la totalità dei produttori della recantina, quindi 14 etichette di recantina, serate dove tutte le portate dall'antipasto al dolce saranno a base di tartufo de grappa, e porteremo poi a cena 2 recantine per ogni serata. Potete vederle, visitarle, anche prenotarvi tramite tutti i nostri canali. Citiamo quelli che sono i 7 ristoratori, che sono il ristorante da Gerri a Monfumo, ristorante Iodo a Maser, i Torretti ad Asolo, Villa Luisa Francesca a Montebelluna, la Panoramica a Nervesa, Ostinati a Montebelluna, Agriturismo Paradiso a Nervesa della Battaglia. Il nostro impegno come consorzio è quello di tutelare, promuovere e valorizzare quelle che sono le produzioni enologiche viticole del nostro territorio. Abbiamo ovviamente come tutela e promozione la maggiore e più conosciuta a livello internazionale, che è quella dell'Asolo Prosecco Superiore, ma non da meno anche quella del Montello Rosso a denominazione di origine controllata e garantita, nonché quello della DOC Montello e Colli Asolani. All'interno di questa ultima denominazione si colloca questo vitigno particolare che stiamo promuovendo, citando oggi, quello della recantina, che già nella sintassi la dice lunga, nel senso che recantina anticamente era stato considerato un pilastro fondamentale della produzione viticola enologica del tempo. Per vari aspetti, per varie vicissitudini è andata col tempo a scemare questa produzione, ma molto recentemente è stata, grazie alla caparbietà, alla volontà e alla determinazione di alcuni piccoli produttori, è stata riscoperta, tutelata, valorizzata, e è nostro impegno fondamentale, deciso e fortemente voluto quello di continuare a manifestare e a promuovere questa particolarità, che darà sicuramente lustro e vantaggio anche al nostro territorio. Le varietà del tartufo nero de grappa sono due principalmente, l'estivo e l'uncinato nero pregiato e periodo invernale. La particolarità del tartufo del grappa è che è molto delicato a livello olfattivo, croccante, però persiste un buon sapore in bocca. Questa è la particolarità del tartufo del grappa. Questi prodotti, recantina e tartufo, sono ambasciatori di un territorio, quindi costituiscono una storicità, raccontano una tipicità, e noi come associazione abbiamo il dovere di poter facilitare e trasportare, diciamo, la diffusione di questo tipo di conoscenza e di prodotti. Con il coinvolgimento dei nostri soci, dei ristoratori dell'area, riteniamo che sia il giusto meccanismo per promuovere anche a tutti gli avventori prodotti tipici, una storia, e raccontandola in queste serate che occuperanno la fine dell'autunno la fine dell'autunno e fino al principio dell'inverno. Il nostro impegno innanzitutto è di essere sostegno per le nostre aziende agricole, che sono di agriturismi a tutti gli effetti, che hanno voluto implementare il loro reddito con l'ospitalità e con la ristorazione. Per cui in questo senso noi siamo coinvolti soprattutto in questo progetto per promuovere il territorio innanzitutto, ma soprattutto promuovere questi due prodotti di nicchia che sono poco conosciuti e che, sono convinto, anche attraverso i nostri agrichef, i nostri cuochi contadini, i professionisti, avranno modo di essere conosciuti, di essere assaporati, di essere gustati anche dal cliente, che sì, magari un cliente locale, ma soprattutto un cliente dall'estero che potrà avere questa nuova esperienza.